Spesso me la fanno questa domanda, ma il 2024 sarà l'anno dell'autonomia? E io dico sì, probabilmente sì, anzi incrociamo le dita perché oggettivamente ci sono, diciamo, delle carte che ormai non possono più farci tornare indietro. Questo governo ci ha permesso di avere, grazie alla legge Calderoli, una legge di 10 articoli che stabilisce i principi generali per attuare l'autonomia e senza questa legge non si potrebbe fare l'autonomia. La legge è stata varata dal Consiglio dei Ministri nel 2023, dopo il febbraio 2023, è una legge che è stata mandata direttamente al Senato, è stata varata dalla Commissione al Senato, quindi sarà in discussione in aula al Senato il 16 gennaio del 2024 e da lì inizierà una discussione che poi arriverà a un'approvazione al Senato per poi andare alla Camera in commissione e quindi in aula alla Camera con un'approvazione alla Camera. Verosimilmente i tempi del 2024 ci stanno tutti per avere, diciamo, un progetto finale. Cosa accadrà nel momento in cui avremo la legge? Avremo la possibilità di andare a sottoscrivere l'intesa, ovvero il contratto con lo Stato. E in quel contratto cosa ci sarà scritto? Che nel rispetto di questa legge che ha 10 articoli, che stabilisce i principi generali, noi potremo concordare le materie di competenza che passeranno dallo Stato alla Regione. Questo significa autonomia. Se l'avessero fatto 20 anni fa, 30 anni fa, 40 anni fa, oggi staremmo parlando di commissioni paritetiche, di tagliando dell'autonomia, avremmo molta più autonomia, però qualcuno doveva pure iniziare. Io sono arrivato, non c'era nulla, ho iniziato.